È sabato 17 ottobre 2015 e do il benvenuto a Roberto Mosi all'Archivio della Voce dei Poeti, alla Barbagianna, la casa per l'arte contemporanea dove l'archivio ha la sede. Roberto, ci conosciamo da tanti anni, ma è la prima volta che decidiamo di fare appunto questa registrazione. La prima domanda che ti volevo fare è: cosa pensi di questa idea dell'archivio di registrare la voce dei poeti che leggono le loro poesie? Anche se spesso i poeti mi dicono: ma io non so leggere bene, è meglio magari sentire l'attore che legge. Tu cosa ne pensi? Per me è un appuntamento importante, è un po' vedere il valore della parola a tutto tondo. Conosco la parola scritta, cancellata, ristesa, però molto meno la parola parlata, la parola attraverso la mia voce. Come mi sembra ho imparato anche da te in alcuni incontri, la poesia va intesa, credo, attraverso la voce del poeta. La voce del poeta, la sua interpretazione sono una parte fondamentale della sua poesia, e quindi mi sembra che questo incontro con la parola parlata del poeta sia un appuntamento importante e felice. Grazie. Ci tenevo veramente a sapere il tuo pensiero su questo, perché nonostante io insista, no, nell'invitare i poeti a leggere, spesso mi trovo appunto con i poeti che un po' sono restii, perché pensano di non essere capaci di leggere bene, no? Allora, leggere bene cosa vuol dire? No, me lo chiedo certe volte. Leggere bene a livello attoriale non ci interessa. Leggere bene per un poeta è sempre leggere bene, perché comunque dice di sé. Quindi anche se ha inflessioni dialettali, piuttosto che non è, come dire, felice nell'esposizione, ma questo non c'entra con la lettura come intendiamo noi, no? Cioè con questo dire di sé attraverso la parola parlata e non solo attraverso la parola scritta. Appunto, la parola poetica incontra anche le parole del quotidiano, ma tende a raggiungere, ad essere un movimento verso l'essere, e quindi va sentita, diciamo, nelle sue vibrazioni. Sì, in tutte le sue vibrazioni, esatto. Senti Roberto, io partirei da questo tuo primo momento interessante e importante, che poi appunto ci sono varie poesie che poi hai pubblicato su questa tematica, che è quella dei cosiddetti non luoghi, cioè quei luoghi anonimi, no? Dove la solitudine avvicina tutti, perché in realtà in questi non luoghi ci sentiamo tutti più vicini eppure così lontani e così soli. Ecco, i tuoi non luoghi sono vari sui quali hai scritto, no? Dall'aeroporto, la stazione, l'ospedale. Ecco, vuoi cominciare a leggerci qualche cosa da questo tuo libro, appunto Non luoghi, come si intitola, ed è di che anno questo libro? Del 2009. Poi ci sono state altre versioni, fra cui alcune illustrate degli anni successivi. Ecco, scusa, fotografie e poesie di Roberto Mosi, quindi cominciamo subito anche a mettere insieme quelle che sono due passioni tue, no? Che sono quella della parola, della parola, ma anche della fotografia, dell'immagine. Sì, questo fu un appuntamento al Palagio di Parte Guelfa a Firenze, e ci fu sia la poesia sia la fotografia, e quindi io vedo come una continuità, una contaminazione fra la poesia e la fotografia. Era, diciamo, il pensiero poetico, se mi posso esprimere così, a guidarmi nella ricerca della fotografia, e quindi ad iniziare dalla copertina. Quello che vediamo sono i binari, e quindi è il treno, e la voce del treno è molto presente in questo libro, e quindi con la macchina fotografica andavo lungo i binari per vedere un quadro, un'immagine che esprimesse appunto questo non luogo, i luoghi di tutti i giorni, ma allo stesso tempo
luoghi anonimi in cui si passa vicino all'altro, in cui non c'è nessuna identità, la folla si sfiora, ma ognuno per conto proprio. Quindi cominci da aeroporti, intorno alla rotonda fiumi d'auto tagliano la strada, facce di pietra, clacson, al centro macchie d'erba, d'olio, vernici e spray sulle zampe dei viadotti. Intorno alla rotonda fantasmi di cemento, case d'altre tempi, il rombo d'aerei in fase di decollo. Lontane le vie d'uscita, la casa di una volta, la pace del cimitero, il chiostro della chiesa, l'argine del fiume culla d'erba d'antichi amori, pensieri in fase di decollo. Dormo nella notte di Linate, sala partenze, chiuse le porte, i motori hanno ingoiato ogni rumore, mi abbraccia la panca, lo zaino ai piedi. La macchina lava il linoleum, sfiora banconi deserti, balucina uno schermo al plasma. Sull'orario le partenze del mattino, in testa la striscia dei sogni. Una parte successiva del libro è dedicata alle stazioni. Alle stazioni. La voce del treno. Sorta dall'orlo delle colline, al di là dei binari, la luna versa una luce bianca di latte. Il treno taglia la notte. Nella notte i treni vagano su tracce parallele, aperte da fari di luce. Veloci sfiorano la casa, il rumore si annuncia, esplode nel buio della stanza, avvolge il letto. Ora tutto è lontano, un punto di luce alla ricerca dell'alba. Rimango immobile, in attesa, pronta a salutare la voce di un nuovo amico notturno. La città, cerco l'anima delle città, raggiunte ai 4 angoli del mondo. Scivola l'anima delle città, rimangono nella rete schegge di storia, riflessi di uno stesso viso, vesti nuove cucite per la vanità di Narciso. Onde di folla sulle banchine del metrò, nell'ora di punta, inceppato il fluire fluido. A Milano un vecchio signore in veste da casa ha messo fine alla sua vita. Stazione Amendola Fiera. Avvertenze dal monitor. Si prega evitare suicidio, ore di punta, consultare www.oreopportune.org. Periferie. Abitano le frange dei non luoghi, dormono in fagotti distesi per terra, mangiano seduti in gruppi pensosi, pisciano in larghe gore ricamate, defecano al riparo dei raggi di biciclette, puzzano di odori nauseabondi. Aria pulita domani, arriva il presidente, brilla l'ultima frangia dei non luoghi, sfrecciano nel cielo le frecce tricolori. Dunque, dai non luoghi di cui potremmo citare la frase di Marc Augé, che è proprio perfetta, no? È nell'anonimato del non luogo che si prova una insolitudine nella comunanza dei destini umani. E quindi davvero questi non luoghi nei quali tutti ci sentiamo insieme, davvero tutti assolutamente soli. Direi che è una solitudine che non permette assolutamente nessuna contaminazione, proprio perché sono non luoghi ci difendiamo ancora di più, cosa che non avviene evidentemente nei luoghi.
nei luoghi, che è un altro dei tuoi temi, e soprattutto i luoghi del mito, dove c'è una carrellata di straordinari eroi ai quali tu dedichi i tuoi versi. Personaggi del mito. Questi personaggi perché ti colpiscono così? Ti danno questo bisogno di raccontare di loro in qualche modo? Mi affascinano studi classici che ho fatto ai suoi tempi, e quindi vuol dire tanto lavoro intorno a questi miti, che ora mi ritrovo come a giocare. Credo che il mito sia come un calco dentro di noi, immediato, facile, perché con il mito si parla di ieri, però si parla di oggi, si parla anche del domani. L'attenzione è all'eterno umano, e quindi mi piace ritrovare questo fascino e vederlo, estenderlo ad oggi, dargli le vesti di oggi. Questo uomo di sempre me lo vedo nella città dei non luoghi, me lo vedo anche con tratti di socialità, con tratti di sempre, e quindi ci riconosco l'uomo di sempre. Quindi da Luoghi del mito, pubblicato da Lieto Colle, ci leggi? Ecco, una poesia a cui sono molto affezionato. Il fatto, ogni anno, per tanti anni, ho preso la nave ad Ancona, diretta a Patrasso per il mondo della Grecia, e quindi arrivato vicino alle coste greche si accende il pensiero del mito, come in questa poesia. Eroi, il sole scende dal carro e getta l'armatura, gli ultimi raggi incorniciano la nave all'orizzonte. Vespero alto nel cielo precede le stelle, per ogni dove sulle rive dell'isola abitano ancora gli eroi di Omero. E quindi la cerimonia che accompagna ogni mito, la mia grande emozione nel visitare Petra e intorno a Petra i fantasmi di una grande civiltà. Petra, il giorno abbandona Petra, inghiottito dalle ombre del Sic. Richiami incitano i cammelli ai ripari notturni. Il puledro segue la madre, ragazzi saltano dalle rocce. Un lungo saluto, le forme rosa del tempio, i sentieri fra i monti, le linee dei templi, gli occhi delle tombe. Mi abbracciano le pareti del Sic, la striscia nera del cielo, il suono fresco dell'Uadi Musa. La violenza del giorno è lontana, Petra è tornata all'antico mistero, i sacerdoti escono dal tempio di Qas al-Bint, la processione sale al santuario, sull'altare fra i monti si compie il sacrificio al dio dei Nabatei. Il sangue nutre ancora la vita del mito. Poi hai Ulisse come titolo. Ulisse, l'alba sorprende l'eroe, volo a Z 414. Le armi in pugno, il computer per scudo, il telefono in mano. Altri 100 achei infossati nei sedili. Sulla terra le ombre cedono la luce, le strade vomitano macchine nervose. Alla sera la flotta attende il decollo, le truppe ammassate nelle piccole navi, infine il balzo nella notte di pesce, il porto d'Itaca è chiuso per la furia dei venti, il riparo oltre i monti. L'eroe raggiunge la reggia nel sonno,
Penelope dorme stizzita, solo Arturo saluta il ritorno, la coda ritta. L'eroe guarda la posta, pone in ordine le armi, si distende sul letto, il risveglio è vicino. Ogni sera Ulisse torna ad Itaca. Saffo, a me pare uguale agli dei, che a te vicino così dolce suona ascolta, tu parli e ridi amorosamente. A penna rossa hanno scritto ai margini del manifesto. Cammino per la città di sempre, vedo fanciulle in fiore tenersi per mano. Brillano gli sguardi nei volti, vicini un fuoco sottile affiora rapido alla pelle. Lasciateci amare come vogliamo, ha scritto in vernice spray sul muro. Davanti alla scuola la dolce ridente Saffo coronata di viole. Passiamo al tema a te molto caro, di questa che chiami l'invasione degli storni. Quindi l'invasione degli storni rappresentano evidentemente una natura che ha subito dei capovolgimenti, quasi dei cataclismi, quindi anche gli animali evidentemente sono impazziti, non hanno più le stesse regole di prima. Quindi su questa natura violata, su questi storni in nuvole quasi impazzite in certi momenti, ecco, tu hai scritto proprio un libro che ha questo titolo, L'invasione degli storni, pubblicato da Gazebo. Prima delle letture, volevo chiederti, per la collana Gazebo, per la quale tu hai pubblicato vari libri, di questa collaborazione che da tanti anni hai con Mariella Bettarini e con Gabriella Maleti, perché fai parte della redazione dell'Area di Broccà, della loro rivista storica. Quindi sei un componente della rivista dell'Area di Broccà, e da quanti anni oramai? Da 2 anni. Sei un nuovo, nuovo. Però hai pubblicato già da tanti anni invece con loro. Ecco. È bello vedere l'Area di Broccà, questi incontri mensili, questo laboratorio intorno alla poesia. Ci troviamo in queste occasioni e quindi con tante diverse sensibilità. Io penso che chi lavora sulla poesia ha bisogno dell'incontro, deve in ogni modo rompere il muro dell'autoreferenzialità, far parte di una redazione come in questo caso l'Area di Broccà, ti permette di leggere le poesie e i contributi che vengono da ogni parte d'Italia, su temi che, come avrai potuto vedere,